Intanto una cosa è ben chiara, non c'era nebbia al momento dell'incidente. Abbiamo raccolto l'autogol, c'è una versione sulla nave. Mi avvalgo della facoltà di non rispondere. Federico Orsetti è il regista di questo spettacolo che parla di una tragedia di 30 anni fa, ma qui a Venegazzù in una versione nuova. Quali sono le novità dal punto di vista registico e della scenografia? Allora, innanzitutto da un punto di vista registico sicuramente la scelta di due nuovi attori, mi sentirei di dire, perché poi è uno spettacolo di narrazione, per cui uno spettacolo che pone al centro l'attore, la narrazione, per cui come dire, quella che è la regia si è basata, mi posso sentire tranquillamente di dire, sulla scelta di due attori che a mio giudizio potevano essere adeguati, adatti per un tipo di spettacolo di narrazione tipo questo. Le luci sono completamente spente. Sembra un relitto abbandonato. Viaggio Roma, subito un sussulto, ferma i motori, dice: se qua si sono buttati in acqua rischiamo davvero di risucchiarne qualcuno dall'elica. Contemporaneamente arriva dietro di loro la barca degli ormeggiatori e la vedetta 232. Siete tutti e tre sotto i 30 anni, quindi non eravate nati quando è accaduto quel che voi raccontate. Cosa significa per voi parlare di questa tragedia che ha toccato molto questo territorio, non avendone ricordo? Per noi sicuramente è stato da prima una scoperta di tutto quello che è un retroscena che non avendo vissuto non abbiamo neanche avuto occasione di frequentare. Sicuramente abbiamo dovuto fare un piccolo sforzo in più rispetto a magari alla versione precedente dello spettacolo, che era stata vissuta dalle persone che l'hanno scritto, quantomeno per età. E non nego, abbiamo dovuto fare un piccolo sforzo rispetto a questo, perché è una cosa che comunque, un evento che comunque ci è distante, gioco forza. La gente in plancia è sorpresa perché la nebbia in mare non la vedi, ti ci trovi solo dentro. È questo che puoi fare. Un secondo, 2, 3, 4 e 5. Marta Pettinari è coautrice del testo MT Moby Prince in questa versione rinnovata grazie ai documenti della commissione d'inchiesta parlamentare, una commissione che ha cambiato molto la storia di questa tragedia, no? Sì, assolutamente. Io sono coautrice insieme a Francesco Gerardi, noi lavoriamo in realtà da 15 anni su questa storia, abbiamo realizzato una prima versione di questo spettacolo che ha debuttato esattamente 15 anni dopo la vicenda Moby Prince, quindi nel 2006, e appunto dopo altri 15 anni ci ritroviamo con un aggiornamento che tiene conto chiaramente degli elementi di novità della vicenda a oggi, e quindi principalmente la Commissione parlamentare d'inchiesta, anche dei materiali, quindi proiezioni di immagini che riguardano la commissione, che sono emersi durante grazie alla commissione parlamentare, anche se chiaramente sono datati 25-30 anni fa, però sono emersi appunto solo con la commissione e quindi li abbiamo inseriti. E è un lavoro che chiaramente è partito da una ricerca piuttosto puntuale sulla storia, su tutti quelli che erano i dati, le verità accertate della vicenda Moby Prince, e nonostante tutto questo lavoro, comunque di fatto 15 anni dopo la situazione è grosso modo la stessa, nel senso si è andati avanti per certi aspetti, però non esiste una verità accertata dalla magistratura sulla vicenda Moby Prince. E per questo è importante chiaramente riproporre lo spettacolo, oppure aggiornato, insomma rivisto, però l'obiettivo è sempre quello di mantenere comunque una luce accesa su questa storia, e l'idea magari anche quella di pensare che non debbano passare altri 30 anni per arrivare a questa verità, ecco. Cos'è quel fungo di fuoco in mare? Capitaneria di Porto di Livorno, avanti pure canale 13. Sembra che sia scoppiato un incendio alla Gorgona. No, non è la Gorgona, è scoppiata la petroliera. Siamo incendiati! Siamo incendiati! C'è l'enorme nave basso!
L'avete rappresentata per la prima volta a Livorno all'inizio di agosto, lì dove tutto è avvenuto. Siete adesso a Volpago, in questo territorio che purtroppo ha dato tante vittime. Sì, infatti noi lo diciamo questo nello spettacolo, che quella sera, il 10 aprile del 91, a bordo del Moby Prince c'era tutta Italia. Ed è vero, perché tra marittimi e passeggeri veramente c'erano, nonostante fossero 140 persone, e quindi rispetto ai numeri che trasportava il traghetto non erano tantissime, e per fortuna, ma comunque venivano davvero da tutta Italia, nord, sud, e quindi l'idea anche di questa piccola tournée vuole anche seguire questa caratteristica della storia, ovvero di andare a riportare una memoria laddove chiaramente ha lasciato dei segni, quindi dove poi le persone non sono tornate, come è successo a Volpago, a Biadene, no, che è una frazione di Montebelluna, ad Arsie, che non è vicinissimo, però insomma più o meno la zona è questa, e quindi è per questo che siamo qui. Siamo incendiati! Siamo incendiati! Sono un reale rosso! Tutti assolti perché il fatto non sussiste.